Dovremmo essere già in diretta forse. Mi dicono dalla regia, che sono io stesso, che dovremmo essere già in diretta. Ma adesso vediamo che cosa succederà. Parlan, vediamo che succede. Nel frattempo mi apro la diretta qua sul cellulare. Sì, siamo in diretta. Finalmente riesco anche a leggere i vostri commenti. Sì. Ok, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti nella prima puntata di Finalmente Live Home Edition, con la speranza che sia solamente la prima di tante dirette che faremo per tenerci compagnia. Buonasera Pachi e Vale Prota, buonasera a tutte le persone che sono appena collegate. Se vi siete appena collegati, lasciate un mi piace a questa diretta, che tanto è gratuito, e vogliamo dire, finché non sapeva, noi siamo sempre felici, insomma. Buonasera, come potete vedere, i vostri messaggi compariranno anche qui direttamente, scusa, non riesco a roe, a sinistra, alla mia, babù, comunque, un saluto a Vanessa Donato, certo che ti saluto Vanessa, un saluto anche al mio amico Luciano Capparelli, buonasera a te. Ciao ragazzi, se vi siete appena collegati, spolliciate questa diretta, lasciate un bel mi piace. Buonasera a Nicola, Daniele Camerlingo, buonasera a Deborah, buonasera a Raffaele Lanzetta che dice oi Buccasci, ciao Livio, ciao Anna Calemme. Ragazzi, questa sera succederanno tante cose, ci saranno un bel po' di amici che si aggiungeranno durante il corso della diretta, che durerà un'ora e che quindi terminerà alle 23, e ci saranno dei momenti molto carini che io ho preparato per voi. Quindi vi invito a lasciare un mi piace a questa live in modo che possa arrivare a quante più persone possibili. Tra l'altro, se ne avete voglia, non vi voglio pressare su questa cosa, lasciate un mi piace a questa diretta oppure condividetela sui vostri profili, che è sempre importante. Finalmente Live Home Edition nasce per riuscire a starvi un po' vicino in questo periodo che insomma è particolare, è complicato ed è abbastanza dura andare avanti. Quindi ho detto, ma perché non fare una bella diretta? Un saluto a Nunzia Esposito, a Santo Bonsignore, un saluto a Nicola che dice saluta Gianola, un saluto, sente Vasce, dice Josts. Mi sentite bene o mi sentite basso? Ho alzato un po' di più la voce così magari si sente meglio. Ecco qua, mi dovreste sentire meglio così. Sono di Rozzano, dice Nunzia. Un saluto a Nunzia, sei troppo simpatico, grazie Michele. Ciao Sara Cecere. Vanessa Donato ha detto ho condiviso, grazie mille Vanessa, sei gentilissima. Un saluto a Pasqua Lavoro, grazie Diego, saluti dal Policlinico di Napoli da Antonio. Antonio, un bacio a te, un saluto al Policlinico, ma tu lavori lì Antonio? Ciao Diego, sono Gabriele, come stai? Molto bene, grazie Gabriele, tu come stai? Dai, spolliciamo questa diretta che non appena... Facciamo una cosa, condividete questa live, appena arriviamo a 500 spettatori vi faccio vedere che succede. Vi faccio vedere cosa succede. Condividiamo questa live sulle nostre bacheche. Ciao da San Marzano, ciao Fiorella, Anna dice ora si sente meglio, buonasera a Marco Lollai, grazie Marco, ti voglio bene. È vicino Fornia, mi fai un Buccacci Danilo, gli fa sempre casino, come già fa? Ha sempre fatto che sa, è vicino Formia. Ciao Diego dal 118 Roma, ciao Stefano, grazie per il servizio che state offrendo. Ciao, sei troppo simpatico, grazie mille Anna Maria Guadagni, ti voglio bene. Ragazzi, io direi che visto che finalmente Live Home Edition è cominciato e voi state lasciando i mi piace, state condividendo la diretta, ne sono felicissimo, giuro, sono veramente molto felice di questa cosa. Io farei quasi un salto nel passato e voi dite ma come lo fai questo salto nel passato? Semplice, andando a scavare uno dei miei video vecchi, ce lo guardiamo insieme, va bene? Restate sintonizzati, ce lo guardiamo insieme. 3, 2, 1, video! Sto facendo vedere che taccio lo schermo. Mi sa che la nascondina, che è successo? Ah, vista fotografia kill, è normale sta reazione. Tutta la notte droga e mignotte. Vedi, fate tu cagare, fate tu cagare proprio, di meno, se è produtto il momento, come te stai bene sta birra? Cridelo. Amore mio, cridelo. E cridelo. Per me sei stata l'unica. Oh, sei stata l'unica. E l'unica resterà. Fedele, lui. Cridelo per piacere. Da corretta gente. Ma giusto, condanna, nascondiamoci.
Dicono solo frottole, non t'ho tradita mai. Non so tu perché tieni dubbio poi tra l'altro. Le cate ponderì, Se le tanno ponderì. non li sta a sentire. Tu ce li sta a sentire? Mi inquieta questo fatto che lui sia tutto scuro intorno. Che lo sa vonne fa, se vonne fa appiccicare. Poi come fai senza di lui? Voglio solo a te, che sei l'unico amore. Sì, pure l'unico caso poi già, detto molto tra noi però. A te, E 6 litri sta birra, su 2 giorni che sta bene, non finisce. non tengo più paura. Stanno pure i fili scollegati dietro. Chi sti piglia corrente e mu che già è 20 grammi. Con te, facessi sempre amore. Ma tu non ce la fai, frate, ti prego, ya. Per tutto il giorno intero, Ci vanno 4 flebo. pregato la Madonna, d'averti solo me. Per questo Ave Maria. E così. Casi io vero amore. Allora, ricapitolando, lui si sta bevendo una birra di 6 litri e si sta chiedendo a 3 giorni e che la stai guardando a nascondino. A te, hai scritto sta canzone. Non so se mi spiego, eh? Griderò, Gridero. amore mio, griderò Ancora gridero. a tutto il mondo intero Cade puzzone Piero. che non ti lascio mai. Sì, ma te sta lasciando a te. Non è che... St'amore mio per te è indescrivibile. È anche indescrivibile. Dopo gridero. L'amore vincerà Ma dammi mamma. tutte le avversità. Lessico ricercato, tra l'altro, eh? Attenzione, colpo di scena. Ah, si è girato in modo sublime. Lo possiamo rivedere, per favore? Vi prego, di nuovo. Ma sa mi sa giacca che sta in vello, che non è possibile, stai chiesto. Vabbè, come al solito non so che cosa dirvi, quindi lasciate un mi piace a questo video e taggate un vostro amico. Grazie. Come dimenticarci dei video, diciamo, clou del mio percorso qui sui social. È stato... Questi sono quei tipici video che io per esempio veramente non posso mai più dimenticare perché hanno segnato un periodo particolare della mia vita che è stato quello che poi mi ha fatto conoscere da voi e che mi ha fatto conoscere voi perché è come se vi conoscesse a tutti quanti. Intanto voglio leggere i vostri commenti. Ciao Diego, sono contenta di rivederti, un grande abbraccio e bacio. Ciao Mimma, un saluto a te. Stefania, anche io ti adoro, grazie Virginia. Anna Maria, grazie mille, grazie Veronica Confietto. Veronica Tommasini, quanti Veronica siete? Ma quanti Veronica siete? Se vi siete appena collegati, lasciate un mi piace a questa diretta che è sempre bella. Anzi, sapete che faccio? Ve lo faccio dire direttamente dalla mia voce fuori campo. Ehi, tu che stai guardando la diretta, sì, parlo proprio con te. Perché restare un semplice spettatore? Diventa anche tu un protagonista. Invia i tuoi messaggi vocali su WhatsApp al numero 351 563 2005 e verranno trasmessi in diretta. 351 563 2005 è il numero su cui potete inviarmi i vostri messaggi vocali e li ascoltiamo in diretta, quindi posso ascoltare anche io la vostra voce. Voglio perché voglio anche ascoltare le vostre voci, quindi dobbiamo però chiaramente avere dei motivi per cui parlare, se no non tiene senso. E dopo io vi farò vedere altri contenuti e chiacchiereremo insieme su questi contenuti. Cosa importante? Mettete polliciacci e se volete condividete la live. Intanto faccio un saluto a Alfonso che dice: Dico, fai un saluto a me e tutti i colleghi infermieri che stanno lavorando al reparto Covid-19. Alfonso, un saluto a voi e grazie veramente per quello che state facendo, che è importantissimo, veramente importantissimo. Quindi un saluto a tutti quanti voi, a tutto il reparto. Buonasera da Puglianello. Ciao Mary, un saluto a te. Ciao Diego, complimenti, sei favoloso, sei troppo gentile. Metto Calip, dice Nicola. Ciao Diego, un saluto dalle Dolomiti, adoro i tuoi video, grazie mille. Voglio ascoltare, intanto mi stanno arrivando già messaggi vocali, quindi voglio ascoltare le vostre voci. Ascoltiamo già il primo messaggio vocale che è arrivato, vai. Ciao Diego, sono un tuo fan e ti seguo sempre. Grande. Mi puoi salutare? Assolutamente sì, certo che ti saluto Luigi, il mitico Luigi, ti mando un bacio forte Luigi e ti voglio bene, ti voglio veramente bene, grazie mille. Ascoltiamo ancora, mi hanno inviato un altro messaggio vocale 35 secondi di quelli là che quando ti mandano fanno ridere. Vediamo, sentiamo che cos'è. Siamo a Quaresima, dobbiamo benedirci gli uni con gli altri.
In che modo? Per questo io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Io benedico te, ti il ringrazio. tuo cuore, Ma io sono la tua ateo. vita, Grazie. la tua salute, Tutto cosa? la tua casa, Pure? la tua famiglia, Ui, il tuo lavoro, mettimi in famiglia le tue mia. finanze, Va i bene, tuoi progetti, d'accordo. sogni, Sogni. avvenire, Ma stai facendo l'ansia? Chi mi ha mandato nel questo? nome di Gesù. Di Gesù, ok. Ora scegli tu chi vuoi benedire. Potrei anche evitare, me l'ha mandato Francesco, apprezzo il pensiero, però io sono ateo, non ci credo. Ti conviene ascoltare i messaggi vocali? Sì, perché poi alla fine escono pure i numeri, quindi se qualcuno fu scemo, io metto subito il suo numero online. Sono abbastanza cattivo. Diego la Maionca ha scoperto Tiziano Ferro, tu hai scoperto Speranza. È vero ragazzi, io ho scoperto Speranza, lo posso dire e lo dico. Abbiamo detto che dobbiamo avere motivi per parlare, perché vi ho dato il numero WhatsApp 351 563 2005 per mandarmi messaggi vocali. Vi do un motivo di discussione. Vediamo che cosa ne pensate di questo. Tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. Quindi l'eterno riposo dono. Siamo in due, Barbara. Splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Lenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Vi spiego, anche se forse già lo sapete, io ho imparato come ci si lava le mani. Allora, le mani bisogna lavarle innanzitutto per 1 minuto. Quindi voi 1 minuto fate così, guardate, io ho imparato questo. Bisogna lavare bene così, naturalmente, palmo contro palmo. Poi bisogna, guardate, così. Sei impazzita tu? Ciao Vittorio, No, grazie. ciao un cazzo. No, Vai ciao via tu. no. Vai Ciao, via tu. no, ciao, Vai via esci da tu. qua. No. Io me ne verrò fatto. No, io non vado via di qua. vai a fare il Ma culo. pensa Devi permettere di cosa? tu di farmi Cosa? le prediche. Cosa? Pensa alla tua vita Le inutile. prediche. Non fare Certo che prediche le a me. faccio, sei Pensa- nella mia tu hai non fatto trasmissione. un cazzo in vita Sei tua. silenzio. Non rompere i coglioni. Ti vai per favore via? Vai via tu. No, io non vado via, è la Non mi mia rompere il cazzo. trasmissione. Io sono l'ospite. Non puoi cazzo dire l'ospite. parolacce nella mia trasmissione. Non dirle tu. Io non le dico. Capra, io ti sto incapace. chiedendo. No, non fai ridere. Io Non fai ti ridere chiedo tu. per favore di lasciare questa trasmissione. Non lascio niente. Certo, non lascio allora niente. chiedi scusa. Tutte le sere Barbara D'Urso e le sue ultime cose abbastanza trash, possiamo dirlo. 351 563 2005 è il numero. Voglio sapere voi che cosa ne pensate, visto che ultimamente si sta parlando tanto di Barbara D'Urso e delle sue tresciate che sta facendo a pomeriggio live, a live non è la D'Urso e cose simili. Voglio sentire un vostro messaggio per capire che cosa ne pensate voi della signora D'Urso. Quindi 351 563 2005. Intanto ascolto un messaggio vocale di un altro amico che mi è arrivato. Sentiamo che cosa ha da dirci. Ciao Diego, sono Vittorio. Bello Vittorio. Ti faccio un saluto da... Che cos'è? da Stitch. Grande Vittorio. Club. Chi è Mr. Crab? Ah, il Krabby Patty sarebbe A parer mio, io Barbara D'Urso la odio da sempre. Perché è una fa lacrime di coccodrillo per me. È vero, io sono abbastanza d'accordo su questo. Comunque tu mi hai salutato con tutte le voci. Mitichino, io ti saluto con la voce di Homer Simpson. Dai ragazzi, non siate timidi, avete il numero per mandare messaggi su WhatsApp, voglio sentire le vostre voci, voglio sentire che cosa avete da dirmi, intanto leggo i commenti. Barbara D'Urso ultimamente sta dando troppo i numeri per i miei gusti e sei mitico. Grazie mille Veronica, sei troppo gentile. Dovrebbero eliminare i suoi programmi, mi deve spiegare come si fa a dormire. Barbara è un atoll. Questa è un'altra che fa schifo, ti adoro. Qualcuno mi spiega la discussione tra D'Urso e Sgarbi? In realtà non l'ho capito nemmeno io il motivo di discussione, però ho visto questo video e non ho potuto fare a meno di metterlo, diciamo, nella compilation delle trashate. Un abbraccio fortissimo da Michele che mi ha scritto su WhatsApp. Michele, aspetto un tuo messaggio vocale. È arrivato già un altro messaggio vocale, 351 563 2005. Sentiamo. Diego, ti voglio dire, prima cosa, sei un numero uno. Grazie frate, Secondaria cosa, ti voglio sono bene. un infermiere nato a Nocera Inferiore ma lavora a Cuneo in prima linea, in reparti Covid. Diciamo. Grande, grazie. Guardando il video che hai messo di Barbara D'Urso e Salvini, cioè mi vergogno di essere italiano.
prima cosa. Seconda cosa, non so come Barbara D'Urso va ancora in onda sulle televisioni. Terza cosa, Barbara D'Urso deve imparare a fare il lavaggio delle mani. E secondaria cosa, anche se non mi sbaglio, in questa puntata che hai messo, non l'hai messa del tutto, parla anche del fatto che i cani dobbiamo lavare le zampe con la candeggina. Cioè, Hai ragione. da dargli del gasto a vita. Comunque, si mi fanno piacere. Dimmi. Non manda qui in onda, che Vabbè, va bene. Allora giuro che non mando più video di Barbara D'Urso. Volevo semplicemente capire voi cosa ne pensate. È arrivato un altro messaggio vocale, lo ascoltiamo pure, vai. Ciao Diego, sono Luca. Mitico. La di Barbara D'Urso nella face. Ecco qua, senza mezzi termini. Ragazzi, diciamo che fondamentalmente Ukant Kill è tutta una canzone, la pensiamo tutti quanti allo stesso modo orientativamente. Posso terminare anche qui questo momento. Se volete potete continuare a inviarmi messaggi su WhatsApp, mi fa solamente piacere se inviate messaggi audio su WhatsApp. Intanto però io devo già passare a un altro momento, perché mi è venuto a trovare in diretta, sarà in diretta con noi, un carissimo amico. Vi faccio vedere un video per farvi capire di chi stiamo parlando. Tranquillo, no. L'azienda di famiglia è in buone mani. Sei una buonazza senza offesa. Non sono riuscito a sentire la canzone. Mi sono perso nei culi ovunque. C'è un video in questi culi. Wow, sai come attirare l'attenzione. Tutto ciò che serve a fare una canzone decente. 1 culo, 2 culi, 3 ancora culi, 4 culo. Avete capito che si parla di lui, il nostro amico Francesco Cicchella. France, metti il cellulare in orizzontale? Sì, ma non ti vedo. Ti condivido lo schermo così puoi vedere tutto ciò che accade. Eccoci qua. Adesso mi vedi? Ok. Aspetta che sta... Mo dovresti riuscire a vedermi, dovresti riuscire a vedere lo schermo. Sì, Eccoci, sì. benvenuto, Ok. benvenuto. Francesco, come stai? Bene, tu? Tutto bene, come te la stai passando? Ma abbastanza bene, mi sono allenato, ho docciato, cenato e ora sono qui. Oddio, ma che Francesco c'ha uno stile di vita troppo perfetto, cioè troppo giusto, si è allenato, ha mangiato... Proprio perché sai bene che vado a dormire in questi giorni alle 8-9 di mattina, quindi... Non so per quale Ormai- motivo dovrei saperlo, visto che io a quell'ora dormo. Sì. Sai, Oddio, dove no, stai... forse però, scusami, forse stiamo lasciando adito a pensare cose strane. No, giuro no. Allora, innanzitutto Francesco, ragazzi, dovete sapere che è l'ultima persona, l'ultima faccia estranea che ho visto a casa mia, perché il giorno in cui è stato Grazie dichiarata per la quarantena... No, nel senso che oltre lo specchio... Sì, ho capito. Oltre allo specchio è stata una delle ultime persone che ho visto prima che dovessimo, insomma, restare reclusi in casa. E quindi, Francesco, a Rostetruanna forse Italiana, cioè ti prego, dimmi la chiave di questo successo qual è. E quindi dopo questa esperienza, hai capito che devi tenere sempre a portata di mano qualche foto dei tuoi cari, perché la mia faccia penso che vorrai che sia mai più l'ultima faccia che hai visto prima di qualcosa di... Ma guarda che non a caso, quando vai a casa delle Poi zie... domani ti chiamo e te lo dico in italiano. ci sentiamo con calma, casomai, però al di là del Gepetti Peppe che hai tirato, dico, per questo le zie nelle loro case hanno le fotografie con tutti i parenti, capito? Sono già preparate per le eventuali quarantene. Eh sì, perché a un certo punto, da un momento all'altro, uno chiaramente quando ha un'età non può sapere, quindi dice, onde evitare che succede, capito, come è successo a te, che dovrei Ma là è ricordare gli ultimi momenti di libertà con la mia faccia. Là è questione di minuti, però, le persone di cui parli tu ho fatte un momento nate, una vuotate e una girate, capito? Ma parliamo di cose belle. Dai, parliamo di cose belle. Che cosa stai facendo tu di bello in questi giorni? Ma io proprio stamattina ho pubblicato un video sui miei social dove ho mostrato a tutti i primi risultati di questi 10 giorni di studio della chitarra, che è uno strumento che mi mancava, quindi mi sto divertendo un po' a
a strimpellare, non vi faccio sentire perché so che è già intervenuto Tommaso Primo. Non è ancora intervenuto Tommaso, però voglio dire, sicuramente cagno poco. Ah, vabbè, in ogni caso so che interverrà e quindi io immagino che suonerà la chitarra, io suono soltanto da 10 giorni, per cui non vorrei... Però ci vuoi far sentire qualcosina? Cioè, No, tanto... ma non voglio proprio confrontarmi con Tommaso Primo, non lo voglio mettere a figura in mezzo, nel senso la questione dell'amicizia. E allora ci vuoi far sentire qualcosina? Ci vuoi far sentire qualcosina al piano? Cioè, noi volimmo un po' che essenza di Francesco. C'è bisogno di un po' di essenza di Francesco Cicchella. Sentiamo, sentiamo. Okay. Intanto... Ma o essenza? E allora io pido. Lo so che non vedete più niente perché adesso è buio, ma eccomi. Linda Di Iorio dice ti adoro Francesco. Non ho capito? Linda Di Iorio ha detto ti adoro Francesco. Hai tutta la mia comprensione, qualsiasi problema tu abbia, Linda. Vabbè, i tempi sono complicati, Francesco. Beh, siamo in diretta insieme da, penso, almeno già 2 minuti, è arrivato un solo messaggio per me, questo è un grande successo. No, ce ne sono altri e te li leggo tra pochissimo, però voglio prima sentire qualcosa e ti lascio campo totalmente libero. Non lo so, allora facciamo un pezzo... Per la gioia dei miei vicini. Bellissimo. Spelling aside on the bottom silken it's only high. Don't have much money, but well, if I did, buy a big house where we both can live. Flowers is sculpture. Then again, no, we're men who makes missions and travel to show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah. This one's for you. Don't you tell everybody. Maybe quite simple, but not out of time. Hope you do mind, I hope you do mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you do mind. Now you're in the world. Grande Frank, grande, grazie. Grazie veramente, è stato... Ho pensato a Your Song perché insomma così è la vostra canzone, visto che siamo lontani e bellissima. Non possiamo cantarcele da vicino. Allora bellissima, fra. Tantissimi complimenti anche da parte di Stefania, di Katia, di Dino, Immacolata, che ha detto addirittura per la gioia dei vicini pagherei per avere un pianoforte di sottofondo invece del mio vicino che fa karaoke tutti i giorni e stona ogni 3 note. Patrizia invece dice stupendo Francesco, emozionante. Hai detto Roberto Mattia. Sono cantanti che suonano ogni 2. Ne conosciamo. Comunque no, Pettoro, dicevo, Roberto Mattia invece dice Marò, tale quale a Mauro Nardi, grande Cicché. No, non è vero, perché Mauro Nardi avrebbe fatto così. Oddio, non so fare l'imitazione di Mauro Nardi, però penso che sarebbe stato qualcosa tipo I hope you don't mind, I hope you don't mind, but I put that
Francia, ti posso chiedere l'ultimissima cosa, poi ti libero, te lo giuro, è un desiderio mio. Possiamo... Non ti preoccupare, tanto non ho molto da fare. No, Anzi, questo lo immaginavo, pure perché Roppa ma fa una partitina a Fortnite, no? Penso che c'è a sta. parte quello, Ma allora, un pezzettino piccolissimo, vuoi far ascoltare un poco di Ultimo? Ti prego, per favore. Un pezzettino. ma questa è un'ultima... No, ma proprio piccolino, proprio piccolino. Solo limitazione però. Solo limitazione, chiaro. Ok, lo lascio così oppure lo metto così e vedete... Forse era meglio così, si sente pure meglio, vai. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida mi faceva svegliare nel fondo. Poi non mi ricordo più le parole dell'originale. Ma com'è possibile? Ma non è possibile questa cosa, ve lo giuro. Franci, io ti ringrazio per essere passato da noi. Speriamo che questa quarantena finisca quanto prima e ci facciamo le nostre seratelle tra amici come sempre. Assolutamente. Poi magari in questi giorni la faccio pure io una diretta sui miei canali e ricambio l'invito. Vabbè, già sai. Sarà un immenso piacere. Fra, adesso mando alle persone, lancio una sfida. Dovete guardare questo video, mettetevi con la vostra famiglia davanti al cellulare e dovete riuscire a non ridere guardando questo video qua. Oh! Bennett, are you ready for the big kick? Yeah. Okay, go. Oh, yes, you can show me. No. Oh no! Oh my God! Here it comes again, Mom. Record it. You are recording. Record it. Oh, here it comes. Oh! Ah! Are you okay? What happened? You okay? I couldn't land on it like straight. I couldn't land on it like Because he doesn't want to get his feet wet. Wait. Okay, whack. Let's go. You can go. You can do it. Come on. Come on, Stu. In you go. Someone does not like the sand whatsoever. It's just sand, buddy.
Ritorno ancora qui, in una casa che non sento mia. Chiedo venia, ho fatto un passaggio così, ho parlato ma non avevo attivato il microfono, colpa mia ragazzi, avete ragione, non si sente, avete ragione, ecco qua, ho parlato subito. Dicevo, ho visto che vi sono veramente piaciuti tanto questi video di prova a non ridere e forse non tutti sono riusciti a non ridere effettivamente, tra l'altro anche io mentre li guardavo mi veniva a ridere, quindi immaginate un po' come la situation. Adesso mi dovreste risentire, ho sbagliato tutto. C'è stato un momento di confusione perché sto gestendo tutto da solo, capite, mi è complicata. Il prossimo amico artista napoletano, eccellenza napoletana che mi è venuto a trovare, è un cantante molto 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 bravo. Io tra l'altro stasera sono molto molto pallista, non è vero, è veramente molto bravo, ma come ho fatto prima non vi dirò chi è, vi farò vedere un piccolo video e capirete. E come papà ci conosce, i prima un po' mi sposo, prima un po' mi sposo. E come papà ci conosce, i prima un po' mi sposo, prima un po' mi sposo. E torno tutte le volte cingamati, la nu 3100 cupè. A roba una nottata moita e vino, a spese buffoncelle e la che. A cerca ne gattilla per arrivare, quando te ne geni varia. Ma poi nessuno è l'ora presente a casa, non sia mai io sapevo mamma. Non sia mai io sapevo mamma. E come papà ci conosce, i prima un po' mi sposo, prima un po' mi sposo. E come papà ci conosce, i prima un po' mi sposo, prima un po' mi sposo. E torno tutte le volte cingamati, la nu 3100 cupè. A roba una nottata moita e vino, a spese buffoncelle e la che. A cerca ne gattilla per arrivare, quando te ne geni varia. Ma poi nessuno è l'ora presente a casa, non sia mai io sapevo mamma. Non sia mai io sapevo mamma. Ladies and gentlemen, per voi Tommaso Primo. Ciao Tommy. Come stai? Io sto bene, tu come te la stai passando? Diciamo così e così. Sei un po' triste? Perché un pochino sì, non posso vedere i miei amici, che siete voi. Ma quanto sei bello, quanto sei bello. Ti piace questa cosa? Ma sei più triste o più appallato in questo periodo? Sono tutti e due. Sei tutti e due? Sì. Ha qualcosa di... Tu come stai? No, Tommy, pure io però sono più appallato che triste, perché fondamentalmente non avere rapporti umani ti spegne un po', ti succhia un po' d'essenza, quindi è complicatuccia, però in qualche modo deve passare. Assolutamente sì, ce la faremo. Tra Netflix, tra Disney Plus, tra il lavoro fatto da casa, che tra l'altro il lavoro fatto da casa è così strano, perché il lavoro, cioè per me il lavoro viene identificato pure e soprattutto nel posto in cui lavori. Quindi è tutto molto strano. Ragazzi, lui è Tommaso Primo, cantautore d'eccellenza napoletano, veramente molto 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 bravo. E oltre a essere grandi amici, io sono un suo fan, lo posso ammettere tranquillamente, ma sono fan soprattutto di una canzone, Tomma, che è Cassiopea, e che mi piacerebbe che regalassi agli spettatori di stasera. Ti andrebbe? Allora, questa è una canzone, diciamolo, che parla di un viaggio nello spazio, una canzone in napoletano che canta d'amore come molte canzoni in napoletano, però racconta di questo viaggio nello spazio, no? Di questi innamorati che in un futuro che sembrava post-apocalittico, invece è stato, come dire, molto molto, perché è una canzone di 2 anni fa, è stata purtroppo attuale, e parla di questi due innamorati che sono rinchiusi in questa astronave e guardano il cielo e le stelle dal finestrino.
e te la faccio ascoltare, ve la faccio ascoltare. Grazie. Grazie. 3103 tu guardo un mondo con me, anima faccenda termonucleare, sana e sale l'acqua por un mare, luce solo artificiale, scarfa che si preda parte una bestella, come grecce pure, battaglione di grande spaziale. Canta una canzone sempre uguale, che ne poserà una mano, versati pianeta, c'è una miseria in mano, che sull'umanità perdente, a capire che facciamo tutte cose, o per invece a guerra che ti scosce, la versa è una grossa croce, non sareva sete poi, Maria care, sta voglia pure vivere per te. O se mi manca già, o sapore che c'era, e l'adore l'armena che me casa, o sole che potrà sentire foresta, mentre fuori che sti lastra, sul cielo mi remmo con sola sola, una speranza che m'afferra, che la voce appresta la terra. Ah, sarà più bella correre o vibrare, a stignare dopo la mano, e sapere che ma sì che sto non succede, non ti preoccupare tuo amore, stanno posta, che si ovvira scarpo cora, presso supernova azzurre che si ovvera, a tuo cuore s'allegria, e svanisce a miri e poi. Sta voglia vuole vivere per te, Maria care, sta voglia vuole vivere per te. Grazie a te per la pubblicità. Mangiando come stiamo facendo tutti noi, che poi sai succede questa cosa con le mamme, con le fidanzate, che tu vivi con Franci, sto qui con mamma, che praticamente cucinano come se fosse nei chef Razi Tereso e Orni Pasquette, non so se ci hai fatto caso, e se mangi bravo, e se mangi ti fatto un porco, mangia sempre, capito? Le cose che cucinano loro, se non mangi ma che la già fatta fa schifo, che non te l'hai mangiato, quindi vivono anche loro questa schizofrenia casalinga, vero? Beh, ci dobbiamo adattare al fatto che sta uscendo questa scienza culinaria, ovviamente in quarantena. Pensa che io ho provato a fare le pizze in maniera molto fallimentare, però che mi fai in una maniera mai sbagliata. Tommy, io ti ringrazio. In questo periodo, Tomma, uno dei problemi maggiori è la capigliatura, i capilli. Soprattutto, immagino che per noi uomini è difficile, immaginate per le donne. Proprio per questo io ho creato per voi donne un tutorial. Questi sono i trucchi di a un certo punto. A un certo punto sei in quarantena e tieni un fiocchetto in gana, attaccati in capo e fai i capelli bianchi neri. Guarda che hai fatto i spaghetti, si fai spaghetti una cucina nel boss, ti fai un cuppotino per dire para figli Orietta Betti, fatto un odino in capo e para figli Orietta Betti che è asciuta in do bosca. Guarda là come sta lì la compagna mia, guarda che la moto capelli lunghi, sei un genio della lampada, complimenti. Puoi prendere una ciocchetta, l'altra ciocchetta e paranocchetta. Puoi farti i capelli come se lo moon e vai a battere
i criminali a mezza via anche se non ci sono, arravogli i fiocchetta sotto e ti fai il primo cuppio della coppa così pare la mu, io il secondo cuppio della coppa così pare che ti rirocco con capo, sei veramente strepitoso e per favore l'ammiccani. Ti capisci combinato in un phone set come parlo liscio, pigli i capelli per diretto, fa un piccolo codino tuttorita in fai un'urga e poi attacca pure una marca vicino, fa nato un'urga ancora, poi fa nato quanti urghe hai fatto? Hai fatto un capello un'urgata. Tieni a un certo punto i capelli a rete che la molla normale come si mette tu quando fai servizi, no, tu ti fai un microfono, guarda che fai un fiocchettino, oh loco, guarda che hai fatto un microfono ruppio, sino musso. Tieni su frontino che è veramente brutto e ci è avanzata la comunione, di solito non c'è sta problema, pigli i capelli a voi attorno frontino, che so fa facile come se fosse una cosa facile, no? A me già se si arrabbiate i denti, però tu pigli i capelli, ti cuoci un po' che pare lisa di ripombrosa a unulata, sei bella. Tieni sempre sti capelli sconciati, ma anche tu fai un shampoo, però tieni un sivo. Fatto un codino normale, io che tieni attaccati, se ne fai sempre, piglia lui i codini, li metti uno in danata, metti una pinzetta, quanta roba poteva farsi capire, io vado a parrucchiere a chi su, attacca dei capelli per diretto, poi pigli questa invenzione, non attacchi fatti, ti schiatti in da capo, fai un primo giretto, poi fai pure un secondo giretto e se ne fai tutti i capelli a capo che ti stai tirando troppo forte, fai male, ti sto dicendo, quanti bolla ci stanno a guarda che stai, c'è un'opera d'arte. E chi si sa a cuccare ho tutto questo tempo, ma così bello? No, a letto, un mio cavallo. Ehi, scutuli a capo e non succede niente. Guarda, prima e dopo che succede? Mamma mia, ancora i capelli, anzi vaiola per una scopa sotto in coppa. Piglia sta muletta, piglia tutti i capelli, ti zicca in mezzo a capo, porta su i capelli a rete e fai nato codine fantastiche, hai fatto rocco cori via, o via col vento, infatti, o via col vento ruosso, la zeppa di San Giuseppe, mi è venuto a mente, mentre parlavo. Ti a un certo punto si due nucche innanzi a fastidio, buttare del recchio, poi pigli i capelli di mamma che ci avanza, che ha lasciato troppo coloriti, zicca in capo, così, però hanno essato colore, tagli i capelli di mamma che poi ci spunta rimazzato, che non saranno assai sti capelli, si big pregiati, spuntano poco i capelli, che poi pure fa dietro in capo, ti fatta francetta e pare veramente la sorella George, metti tu frontino in capo, fatti vedere la gente e sicuramente hai fatto una grande figura in mezzo. Erano i 5 Minute Craft, i consigli che abbiamo voluto dare alle donne che in questo momento hanno difficoltà nel farsi i capelli. Voglio ascoltare qualche messaggio vocale che mi avete inviato al 351 563 2005. Voglio sentire le vostre voci, sentiamo che ci dite. Grande Ste. Grazie mille. Grazie mille, grazie Stefano, ti voglio bene, grazie mille, sei stato veramente gentilissimo, veramente. Allora, andiamo ancora, sentiamo ancora i messaggi vocali vostri, vediamo cosa ci avete detto. Ma in questo periodo come facciamo a ci fa barba, guagliù? È troppo complicato questo momento, poi ci fa barba e capille, è quasi impossibile. Tommaso complimenti, Arcangelo un saluto a te, stupendo, dice Antonelle Le Rose, grazie Antonelle, ma credo che si sia bloccata. Vediamo un attimo, anche se dovrei risultare ancora in diretta, in teoria, vabbè, comunque nel frattempo che chiedo, voglio sentire altri messaggi vocali, vai. Grande Gabriele, grazie Gabri, ti voglio bene, ti mando un bacio forte, che tenerezza. Stiamo parlando sempre di Barbara D'Urso, giusto? Cioè stiamo parlando sempre di quell'argomento là. Vabbè ragazzi, voglio dire, poi ognuno ha il suo metodo di conduzione televisiva. Vediamo un attimo che cosa succederà. Tra l'altro non so se sapete, hanno fatto anche una sorta di raccolta firme perché vogliono far chiudere tutti i programmi di Barbara D'Urso. Beh, un impegno veramente incredibile. Vabbè ragazzi, io devo lanciare l'insert per invitare il mio prossimo amico artista che mi è venuto a trovare stasera qui a Finalmente Live Home Edition. Quindi vediamo un attimo.
ecco perché praticamente mentre facciamo la live non si sentono i vocali. Hai ragione Biagio, ecco. Comunque andiamo avanti, devo invitare quest'altro mio amico, vi faccio subito ascoltare chi è, perché dovete ascoltare un altro artista, eccolo. Ritorno ancora qui, in una casa che non sento mia. Mi sento inutile, come le cose che hai buttato via. Anche l'assenza fa rumore, non rinuncio ad ascoltarla mai. Del resto tu non ci sei, del resto tu non ci sei. E mi sembra ormai di vivere a metà. Ha un sapore strano questa libertà. Potrei fingere di essere chiunque tranne me. Del resto tu non ci sei, del resto tu non ci sei. Ha un sapore amaro questa verità. Ciao Diego, ciao a tutti, come va? Come te la stai passando, Valtero? Come sta andando questa quarantena? Ma lo sai com'è? Noi passiamo il tempo, voglio dire, viviamo per le nostre passioni. Noi abbiamo la musica, viviamo per quella. Passiamo anche a casa facciamo quello. Il tempo a fare praticamente, a fare cose. A fare cose, voglio dire, a fare musica, a comporre brani, no? Fare arrangiamenti, divertirsi fondamentalmente. con la Walter, musica, che è la cosa tu sei forse uno dei, si può dire, crooner più conosciuti all'estero, tra i più conosciuti all'estero italiani? Grazie Diego. No, voglio dire, faccio tante cose all'estero, in Francia, in Russia, in Germania, e quindi magari ho avuto poco tempo per dedicarmi al mercato italiano, se vogliamo così, ma è una cosa alla quale sto lavorando, insomma, anche. Però il tuo ultimo disco Stories contiene dei brani in italiano, tra cui quello che abbiamo appena ascoltato, che è Del Resto. Ah, wow, l'avete già ascoltato? Sì, certo. È Del Resto, ed è un pezzo appunto che fa parte di Stories, che è proprio una compilation è un excursus vero e proprio della mia carriera artistica, insomma. Quindi ho racchiuso 14 pezzi, quelli sono quelli più importanti fino ad oggi, e ci sono anche molti pezzi nuovi, come appunto Del Resto. Ottimo, però tu sei, essendo un grande crooner, sei un maestro del jazz e della musica swing. Quindi io adesso, sai che farei? Ti inviterei, ce l'hai un pianoforte a portata di mano, una tastiera, una cosa qualsiasi? Io sono tu mi chiami tipo alle 4 di notte, alle 5 di notte, sto sempre qua. Eccolo qua. Allora, no, c'ho questo Rhodes sotto mano, no? Ah, questo è il Rhodes, quello che c'è in studio. Esatto, bellissimo, è bello antico, come piace a noi. Bellissimo. E io sono qua e mi dedico a questo bellissimo suono, divertendomi. Allora, Walter, abbassa solo un poco il volume del Rhodes e ti vorrei chiedere, d'accordo. io ho una canzone specifica che vorrei ascoltare. Sì. Che è, Sì. Vediamo se lo sai, perché è una canzone che amo quando la canti. Qual è? Imagine. Ah, wow. Però pay attention, perché prima di Imagine io vorrei che mi facessi un regalo, ovvero mi canti un pezzetto, un 30 secondi di qualche canzone jazz storica, delle standard belle. Lo standardone storico proprio? Vai. Tipo questa, tipo Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are not I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sei fenomenale. Walter, ma tu oltre a fare musica, che tra l'altro, vabbè, quella è una cosa che fai dalla mattina alla sera, che stai facendo in questo periodo per ammazzare il tempo? In questo periodo vedo molti film, chiaramente, ma come tutti noi. Vedo tantissimi film, voglio dire, Netflix ormai
sfogo totale, quindi la sera là io e mio fratello ci facciamo le ricerche come quelle più Ma tra più l'altro io e te brutte. non siamo ancora riusciti a beccarci su Call of Duty, che questo è uno dei problemi principali di questa nazione. Questo è grave, Questo è grave. vedi che non ci siamo ancora riusciti, perché io sono anche, forse sono leggermente più notturno di te, proprio una leggerezza, qualche Guarda, io ora sto abbiamo andando a dormire in media alle 6, 6 e mezza del mattino. Non riesco ad andare a Anche dormire io. prima. Non riesco Anche io, proprio. quindi non sono l'unico. No, non sei l'unico, purtroppo io sto provando veramente gravi difficoltà a dormire. Ma chi lo dici? Io se mi metto a letto tipo ora sono le 11, ma se mi metto tra un paio d'ore, ciao, ma quando non mi addormento mai, dovrei prendere delle gocce. No, non ha cominciato che gocce perché poi non si finisce più. No, pensavo ne esci io, bravo. È meglio che Valterone, sto così. ormai siamo reclusi in casa e quindi praticamente le persone Reclusi. vanno semplicemente immaginate. Ci regali Imagine. Bella questa. Vediamo, allora, dovrei fare così. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm no the only one. I hope someday you will join us, and the world will leave as one. Ma Valtteri, allora se io potessi tornare indietro e dicono ma ti vuoi vendere tutto quello che fai tu per diventare qualcosa? Io direi sì, posso diventare Walter Ricci, vi prego. Cioè, io nella vita voglio fare il Walter Ricci, non voglio fare il cantante, voglio fare il Walter Ricci. Smettila, grande, Valterone, ti voglio bene, ci vediamo Grazie anche prestissimo. io. Ci vediamo veramente Grazie molto di molto cuore. molto presto. Grazie Diego, un bacio grandissimo, sei grande. Un bacio, grande un a bacio. tutti. Grande Walter Ricci, ragazzi, che bello avere amici artisti di questo calibro, sono veramente felicissimo. Tra l'altro volevo dire, se ci sono persone che stanno guardando la diretta, purtroppo durante la riproduzione della diretta è capitato quello che non dovrebbe capitare, ovvero il video, quello là di 10 minuti a un certo punto di capelli, mi è stato segnalato proprio mentre veniva riprodotto. Di conseguenza in questo momento non potrete commentare, ma potrete solo guardare la diretta. Purtroppo si va sempre incontro a queste cose quando si fanno contenuti sul web, ma è arrivato un momento che chi ha vissuto finalmente live conosce bene, perché è un momento molto 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 particolare. Io adesso devo subito collegarmi con un altro amico mio, a cui tra l'altro è veramente un fratello, gli voglio tanto tanto bene, e una volta collegatomi con lui vi dirò chi è il nostro amico di stasera. Vi faccio vedere un piccolissimo video, una piccolissima intro per farvi capire di che cosa si parla. Purtroppo noi non parliamo solo di cose stupide così, parliamo anche di cose serie. La parola di Gesù. La parola di Gesù, la parola di Gesù. E con noi c'è Gennaro Scarpato. Buonasera Geggio. Ciao. Sei come un stai? Professionista. Bene, grazie. Stai bevendo? Ma perché c'è quella mano, hai quella mano vicino a te? No, è che nel tempo libero, diciamo, sono ritirato come un eremita e quindi praticamente sto facendo delle sculture. Ah, quindi questa l'hai fatta tu? Sì, questa è la mano dopo il Cristo velato, ho fatto il Cristo lavato.
questa è solo la mano. Mo' gli finisco di fare tutto il corpo, cioè queste salviettine così, diciamo è un'opera molto interessante. Beh, complimenti. Sì, mo devo continuare tutto il corpo, Sì. tutte le cose, sai. Vabbè, tanto c'è tempo, voglio dire, avanti per fare queste cose. Senti, parlaci un po' della parola di Gesù, che cos'è? Io ho qui il libro, pare che esista un fratello di Gesù che non è ancora sceso al cielo, è ancora sulla terra. Il fratello di Gesù si chiama Gesù, Giusto. questo è il suo libro, la sua opera, diciamo, Omnia, nella sua versione integrale, senza olio di palma, e pare che Gesù abbia previsto tutta questa situazione di tutto quello che sta accadendo. Certo. E quindi praticamente c'è un estratto che parla proprio di questo. Se ti va lo leggo, Assolutamente, come, non vedo l'ora. Perfetto, grazie, sei un professionista. Ma figurati, vai. Bene, come sempre io dirò a Biferragni, se per favore tu, visto che non sento i web spettatori, dirai Abbi Fedez. Mi presto a questa cosa, va bene. Grazie che me lo presti, te lo presto anch'io domani. No. Allora, Abbi Ferragni. Abbi Fedez. Un professionista. Grazie. In quel tempo Gesù si trovava nella città della Cina, dove le persone imprecavano per il virus. Era la città di Wuhan. Così Gesù diventò Gesù. Così si avvicinò a una dolce puella, Giada, e chiese: Giada, mi hai contagiata? Beh. Giada era la sorella di Giuda, che disse: Giù da me non si può scendere. In realtà nessuno poteva uscire, uomini, donne, bambini, animali. Solo un animale per sbaglio uscì. Un scimpanzé, sì. Essendo una scimmia, ripeté tutta la giornata alla sua famiglia. Scusami, vai avanti, scusami. Abbi Fedez. Grazie. Uscì, batté e infranse le regole perché c'era il decreto. Così Gesù disse: c'è il decreto? Non ti credo. Guardalo, gli disse De Luca, è questo il decreto, ma è piccolo, è un decretino. Poi incontrò un tizio con la mascherina che gli disse: auguri! Era Lazzaro. E Gesù gli disse: Lazzaro, alzati e cammina. E Lazzaro disse: potuto venire con me se fa, mo dove vado? Cammino per la casa, non posso andare da nessuna parte. Poi Gesù disse: ci vogliamo fare una bella partita? A cosa? A carte. Sì, ma a cosa? A scala quarantena, rispose Gesù. Poi vide in TV il presidente del consiglio sottosopra. Era il conte alla rovescia. Infine arrivò Ponzio Pilato che disse: io me ne lavo le mani. Mai frase fu più adatta. Pietro, il più coraggioso degli apostoli, disse: ragazzi, io scendo, non me ne importo, non ce la faccio più. Ma fu prontamente fermato. E la polizia disse: che ci fai tu per strada? E Pietro disse: io sono Pietro, scende il cane e torno indietro. Poi Gesù andò in profumeria per comprare un po' di prodotti per lavarsi e profumarsi vista l'emergenza. Vide Chanel. Era Chanel numero 5. Il profumo per i malviventi, Hugo Boss. Il profumo delle 3 figlie dello stesso padre, 3 sor. Quello lì in alto cos'è? È l'acqua di Giù. E quella lì in basso cos'è? È l'acqua di giù. Perciò Gesù si allontanò dai suoi apostoli e andò in bagno, ma prima chiese consiglio a loro. Secondo voi quale sapone è meglio? Secondo me è meglio questo, secondo me è meglio quest'altro. Ma Ivano, l'apostolo più saggio, disse: non litighiamo sui saponi. No, dobbiamo essere neutro. Hai capito, Robert? Si innervosì, poi rivolgendosi a un nuovo apostolo. Una volta dentro, Gesù, per profumarsi e lavarsi,
trovò un meraviglioso shampoo ai funghi. Era uno champignon. Dopodiché aprì la doccia e uscirono dei soldi. Era una Deutsche Bank. Ma la gente del popolo, del borgo... Che cos'è questo? Sono gesti criptici. Nonostante la quarantena continuava ad amarsi. Un giovine disse alla sua giovine: ti amo, Kina, ti amo tanto, Kina, ti amo. E poi andarono a mangiarsi una merendina a tema, una disinfetta al latte. Poi Gesù voleva disinfettarsi e per lavarsi si lanciò in acqua, ma camminava sopra l'acqua e disse che? Voglio lavarmi, cammino? Poi qualcuno inventò un vaccino e Gesù disse: altro che pani e pesci, ora moltiplico questo. Scaricò House Party, lo mandò in tutto il mondo e quello fu il primo vero miracolo di Gesù. Parola di Gesù. E qua ci vuole l'intro, aspetta. La parola di Gesù. Ci voleva perché ogni volta che finisce la parola di Gesù noi dobbiamo sempre... Non l'ho sentito. No, tu non l'hai sentito, ma i nostri spettatori sì, e questo è importante. Questo è importante. Senti, ma tu come stai passando la quarantena? Ma guarda, si scrive, ci si sente, giochiamo un po' a Fortnite, un po' di Netflix, ma domani esce La Casa di Carta, quindi Finalmente. almeno abbiamo un'altra serie da vedere. Finalmente. Purtroppo le cose da fare sono quelle, però è importante restare a casa. È importantissimo restare a casa e infatti ci resteremo. Grazie Gennaro per la parola di Gesù. Speriamo che si facciano altre puntate perché voglio sentire altre cose. Oggi più che mai. Tu hai detto che erano così, invece... Va bene. Grazie Jesus. Ciao Diego. Ciao Jenny. Era Gennaro Scarpato, ragazzi. Gennaro Scarpato che veramente è un fratello per me. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della prima puntata di Finalmente Live Home Edition. Voglio ringraziare tutte le persone che sono rimaste collegate dall'inizio fino alla fine. Sono veramente felice di questa cosa. Voglio ringraziare Biagio Barone, il mio amico, perché questa puntata che state vedendo sui social era in contemporanea sul suo canale televisivo, perché dovete sapere che il mio amico Biagio Barone ha un grande canale televisivo, e quindi voglio ringraziarlo per averci dato la possibilità di essere oltre che sul web anche in TV. Ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti stasera, ringrazio Tommaso Primo, Francesco Cicchella, ringrazio Walter Ricci, ringrazio Gennaro Scarpato, grazie a voi. Spero che riesco a salvare questa puntata prima che me la eliminano, in modo che eventualmente amettiamo pure un coppa YouTube. Grazie mille, restate a casa perché è veramente molto importante e sappiate che vi voglio bene. Seguitemi su Instagram, @youtuber, faciti bravo. Ciao ragazzi!